Amici di Miss Topolini, vi presento la biondissima aspirante al titolo, la numero 23. Nome e cognome? Jenny Sabadin. Oh, Jenny ha un bellissimo nome, ma soprattutto degli occhi stupendi. Non so se si possono zoomare, ha degli occhi davvero molto belli. Jenny, io voglio conoscerti meglio. Parlami un po' di te. Chi sei, cosa fai, il tuo sogno nel cassetto? Allora, vado a scuola, liceo socio-psicopedagogico. Il mio sogno nel cassetto è fare la stilista e diciamo che oltre a studiare lavoro anche, faccio la fotomodella. Però, quindi sei già nel mondo della moda. Sì, dai, da un po'. Vabbè, dai, hai fatto bene quindi a iscriverti in questa grande vetrina di Miss Topolini. Ho sentito che vuoi fare la stilista, ma c'è un'icona per te, un esempio da seguire a cui ti piacerebbe insomma imitare o quantomeno raggiungere il suo stile? Diciamo che prendo un po' spunto da tutti gli stilisti perché c'è del particolare un po' in tutti. Però uno in particolare ci sarà, no? Uno che magari quando lo vedi già scavalli. No. Che tutti, sono tutti bravi, come te. Semmai Louis Vuitton. Louis Vuitton, vabbè. Senti, cosa sei fidanzata? Nell'amore come siamo messi? Tasto dolente. Sì, esatto. Lasciamo stare, poi non vorrei che mi scoppi a piangere proprio qui. No, sono fidanzata da 3 anni, però diciamo la storia è un po' travagliata. Alti e bassi. Sì, dai. Ma ti devi abituare, la vita è fatta di alti e bassi, insomma, ecco. Senti, io ti auguro di divertirti. Sì, dai, speriamo, sono qui per questo. Brava, hai detto una cosa molto importante. Quella è la telecamera di Miss Topolini, sei davvero molto bella, fatti conoscere, saluta e di quello che vuoi. Ciao a tutti e saluto soprattutto il mio ragazzo. In bocca al lupo. Grazie, crepi.